abbiamo delle spese che sono ormai difficili da sostenere per ogni ente locale, per quanto virtuoso, per quanto faccia tutte le economie possibili e immaginari. La situazione è veramente difficile e drammatica. Il grido di dolore dei sindaci veneti è risuonato a Treviso nell'assemblea convocata da ANCI per confrontarsi e mettere insieme le proposte che arrivano dai territori. Bollette stratosferiche, cantieri a rischio per gli aumenti delle materie prime, carenza di personale. Uno dopo l'altro i sindaci hanno elencato, raccontato i problemi con i quali ogni giorno devono fare i conti e lo scenario che ne esce è a tinte fosche. Avevo già stanziato dei soldi e appaltati per asfaltature di strade. La stessa azienda mi ha detto che non la poteva realizzare con quel preziario. Io ho annullato l'asfaltatura. Noi abbiamo tutto il polo scolastico e sta ritardando, ma anche il finanziamento della seconda parte con rincaro dei materiali sta diventando veramente difficile da affrontare. Giacinto Bonan, vice sindaco di Villorba, parla di una Caporetto forte dei conti fatti dalla sua amministrazione. Per arrivare a fine bilancio 2022 il comune dovrà far fronte ad 1 milione di euro di costi aggiuntivi, perché sulle casse dei municipi oggi a pesare sono i costi di luce e con l'arrivo dell'inverno anche del gas. Quelle stesse difficoltà che emergono tra le realtà economiche dei territori. È il caso di una lavanderia di Farra di Soligo che a luglio ha visto una bolletta per l'energia di 109.000 euro contro i 17.000 dello stesso mese del 2021. Mi ha fatto vedere quella di agosto nei giorni scorsi che dovrà pagare i primi di novembre, è passata da 109 di luglio a 170, quindi è un continuo aumento e la situazione è veramente drammatica. Oggi io rilevo che a Treviso non c'è più un cinema, sono tutti chiusi e dite vabbè, ame il cinema, però noi non dobbiamo fare l'errore di considerare dei servizi secondari perché comunque dietro il cinema c'è tutta una catena di lavoro. E poi ci sono le famiglie, sempre più quelle che bussano agli uffici dei servizi sociali per chiedere aiuto. Proprio ieri al mercato già 2 persone, pensioni minime, case grandi, sole e naturalmente a fine mese non ci si arriva. Come se questo non bastasse, i sindaci devono far fronte ad un'ormai cronica carenza di personale. Io in questo momento sono senza vigili da 2 mesi e non riesco neanche a trovare solidarietà dagli altri comuni perché sono loro stessi in difficoltà e quindi sto senza vigile finché non riesco a fare il concorso perché non ci sono neanche graduatorie disponibili in questo momento. E così in assenza di agenti della locale il sindaco di Cappellamaggiore insieme ad altri assessori si è occupata di affiggere gli avvisi pubblici. Per non parlare dell'emergenza legata ai segretari comunali. Situazione drammatica nel Veronese, racconta il vice sindaco di Nogara, Poltronieri. E soprattutto nei comuni sotto i 15.000 abitanti ci sono segretari che, come descriveva prima il presidente Conte, svolgono servizi in 6-7 comuni